Buongiorno signore e signori, cari colleghi. Allora, come si diceva ieri, nella sessione di questa mattina discuteremo di un documento che è stato prodotto di recente, abbastanza di recente, dal gruppo di studio dell'AIB sulle biblioteche digitali, dal gruppo di lavoro dell'AIB sulle biblioteche digitali, che ha per titolo Cosa SBN dovrebbe fare nel breve e medio periodo. È un titolo pretenziosetto, se volete, però ecco, noi riteniamo che si tratti comunque di un documento denso, ricco di contenuti, ricco di spunti. È un documento con dei contenuti tecnici, quindi potrebbe essere non immediatamente, non appunto facilmente comprensibile appieno da chi non ha molta familiarità con questi linguaggi, come me peraltro, che non sono, cioè non ho poi una esperienza tecnica così consolidata. Comunque la sua finalità è dichiarata nelle prime righe del documento. Adesso io vorrei mano a mano procedere seguendo proprio l'ordine dello stesso documento. Andiamo qui. E dicevo, la sua finalità appunto è dichiarata nelle prime righe: prospettare una possibile evoluzione di SBN con particolare attenzione alle strutture centrali e alle loro funzioni e servizi, nella convinzione che non sia ulteriormente rinviabile un adeguamento del sistema alle mutate condizioni tecnologiche e alle attuali esigenze degli utenti. Quindi all'interno di questo contesto il nostro primo scopo, il nostro primo intento è quello di illustrare, chiarire e discutere quei punti che siano stati oscuri. C'è una precisazione importante da fare. Questo documento è stato presentato, magari Cristian aiutami, è stato presentato a Roma alla fine del 2018, no? Al congresso AIB. C'è il congresso dell'AIB alla fine del 2018. Poi da quel momento in poi si è avviata una fase di ulteriore discussione, di rifinitura, e il documento è stato formalmente chiuso il 4 giugno scorso, quindi già qualche mese fa. Diciamo che lo scenario, il contesto cambia appunto molto velocemente ormai, e quindi probabilmente alcuni degli elementi di contesto potrebbero essersi evoluti, diciamo, nel frattempo. Dunque, questa sessione abbiamo provato a organizzarla come se fosse un talk show, come potete vedere dall'assetto. Un talk show in cui io mi sono arrogato il compito di conduttore, cosa che non ho mai fatto in vita mia, quindi vi prego di avere pietà. Il mio problema è quello di controllare i tempi, naturalmente, no? Perché ci sono molte domande che dovranno essere poste appunto ai nostri ospiti, probabilmente qualcuna non faremo in tempo, e penso che la gestione del tempo sia la cosa appunto più difficile. I nostri ospiti fanno parte a vario titolo del gruppo di lavoro dell'AIB e ognuno di loro ha contribuito sulla base delle rispettive competenze alla stesura di singole parti, singoli capitoli, singoli paragrafi appunto del documento. Sono amici, persone note, persone che tutti conosciamo, ma io chiederei comunque a loro, anche per stringere i tempi e per non dare a me quest'onere, di presentarsi. Quindi cominciamo da Giovanni. Dici? Allora, Giovanni Bergamin, attualmente sono un freelance, sono in pensione e faccio parte del comitato esecutivo nazionale dell'AIB e diciamo che lavoro ben volentieri
attualmente nel gruppo Biblioteche Digitali. Attivo? Sì. Sono Cristian Bacchi, lavoro da un po' meno di 20 anni sui software per le biblioteche, dapprima nell'area lombarda dell'università quando lavoravo al centro di calcolo del Cilea, poi qua a Venezia, lavorando alla Fondazione Cinico, lavorando per alcune università. Io sono Chiara Storti, sono bibliotecaria, ho lavorato per qualche anno al coordinamento della rete di Romagna con Claudio, e poi sono passata alla Biblioteca Nazionale a Firenze, dove ho ereditato tra le altre cose in linea diretta magazzini digitali da Maurizio e Giovanni. Si sente? Sì. Bene, avevo scelto un microfono tradizionale. Io sono Claudio Leombroni, ho fatto per 25 anni, ho lavorato in provincia di Ravenna e in particolare anche nella rete bibliotecaria di Romagna. Dal 2017 sono il dirigente del servizio biblioteche, archivi, musei e beni culturali, quanto di più MABA ci sia, dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Valdo Pasqui, Università di Firenze, attualmente sono responsabile del coordinamento degli applicativi e in passato in questa veste più o meno ho seguito tutta una serie di progetti che riguardavano le biblioteche dell'Università di Firenze, lavorando anche con l'ICU, e quindi sono tanti anni che mi occupo di tutta l'evoluzione di SBN. Perfetto, allora questa è servita anche come prova microfono, diciamo, quindi tutto funziona perfettamente. Dunque, adesso procederemo con un primo giro di domande, seguendo in questo modo la successione degli argomenti che sono esposti appunto nel documento. Ciascuna domanda sarà rivolta a uno o due dei nostri ospiti, ma ovviamente poi ognuno di voi potrà interloquire ed intervenire appunto sui singoli aspetti. Io pregherei poi i colleghi appunto del pubblico di intervenire solo, cioè con osservazioni e domande solo alla fine del primo giro di domande, questo per aiutare me a gestire i tempi, perché sono preoccupato per questo fatto. Comunque spero che ci sia, anzi ci sarà certamente il tempo per l'interlocuzione. Il primo giro di domande sarà concentrato appunto proprio sul documento, invece poi proveremo a fare un secondo giro di domande in cui dovremo affrontare questioni di ordine più generale, cioè il documento parla di breve e medio periodo, ma c'è anche un medio-lungo periodo al quale dobbiamo appunto pensare e quindi affronteremo degli argomenti che non sono strettamente connessi con quello che è scritto lì, ma che cioè quel testo suscita. Come vedete dal programma che avete nella cartellina che vi è stata consegnata, sono qui con noi Rosa Maiello, presidente dell'AIB, e Simone Calbuttò, direttore dell'ICU. Noi siamo molto grati a Rosa e Simonetta appunto per aver accettato il nostro invito. I loro interventi sono previsti nella sessione pomeridiana, quindi a conclusione appunto di questa giornata e mezzo di lavoro, e quindi io penso che loro potranno trarre utilmente spunto per le loro conclusioni dal dibattito che ci sarà appunto questa mattina. Un'ultima nota di servizio, devo appunto ricordare che grazie ai colleghi della Fondazione Levi stiamo riprendendo questa sessione, e che speriamo poi di appunto, poterlo mettere in rete in qualche modo perché questo lavoro appunto non vada perso. Ma quindi questo significa che per chi volesse intervenire poi avremo bisogno di una liberatoria per poter mettere appunto in rete queste cose.
Allora, possiamo iniziare con il primo giro di domande. Guardiamo qui. Allora, c'è una asserzione che viene fatta nel documento, proprio all'inizio, dove si dice l'indice SPN deve presentarsi all'utente come l'OPAC in cui poter reperire il posseduto di tutte le biblioteche italiane, comprese quelle biblioteche che non aderiscono alla rete e non catalogano in SPN. È una sezione forte questa, e quando appunto il documento è stato poi sottoposto sul sito dell'AIPA alla discussione degli associati, io mi sono preso nota di una osservazione che è venuta da un collega, Danilo Deana. Danilo Deana si domanda: che senso ha aggiungere dati a un catalogo che ha già problemi di scarsa qualità e di duplicazioni? Significherebbe trasformarlo nell'esatto opposto dello strumento affidabile che dovrebbe essere. Ora, questa è una posizione che io ritengo sia piuttosto diffusa nella comunità professionale, quindi quindi penso che si meriti appunto una risposta. E vorrei porre questa domanda iniziale a Giovanni Bergamini per sapere cosa ne pensa. Non è assolutamente una domanda semplice. Allora, prima di tutto, ecco, io personalmente non concordo che il catalogo SBN sia di scarsa qualità. A mio avviso la qualità di SBN è una qualità molto elevata. Chiaro, poi come tutti i cataloghi, anche se guardate i cataloghi internazionali, la OCLC, il catalogo della British Library, ci possono essere problemi, però voglio dire, magari discutiamo e cooperiamo meglio tutti per migliorarlo. Uno degli obiettivi ovviamente del documento del gruppo Biblioteche Digitali è quello di promuovere la discussione e fare uscire questi temi e farli diventare poi oggetto anche di iniziative concrete, cioè come si fa poi concretamente. Quindi non sono d'accordo con il collega che dice il catalogo è di ottima qualità, permette tutta una serie di ricerche ed è uno strumento preziosissimo, è uno strumento davvero unico. È chiaro, l'obiettivo è quello di migliorarlo sempre di più. Allora, questa è la prima osservazione. La seconda è che io ho lavorato per 5 anni alla Bibliografia Nazionale Italiana, prima poi di occuparmi di informatizzazione della Biblioteca Nazionale, quindi ho catalogato e diciamo il dibattito sulla qualità spesso è diventato un dibattito, a mio avviso, fine a se stesso, cioè una battuta che è circolata, spesso i bibliotecari, ora il primo sono io ovviamente, amano fare cose perfette ma del tutto inutili. Questo è a volte il rischio che corriamo noi bibliotecari, sempre meno direi, no? E diciamo sempre, quindi bisognerebbe avere nei confronti di SBN un obiettivo più pragmatico, cioè vedere i risultati, e a mio avviso i risultati attualmente sono davvero eccellenti. Venendo proprio nello specifico della domanda del collega, la tecnologia evolve, cioè ora anche la questione, quindi a mio avviso il catalogo si può ovviamente migliorare, ma funziona benissimo. La indicazione che dà il gruppo, la proposta forte che fa il gruppo, però insomma, non la fa solo il gruppo, è un'esigenza sentita da molti, credo, cioè quello che SBN rappresenti davvero
tendenzialmente posseduto di tutte le biblioteche italiane, adesso ci sono anche gli strumenti tecnologici che ci aiutano a fare questo e quindi non ci aiutano nell'aumentare la confusione. Certo, poi ne parleremo magari se ci sono altre domande su questo. È evidente che si possono anche prendere degli accorgimenti tecnologici per cui la qualità poi della risposta complessiva non decada e quindi rimanga all'altezza. Mi fermo qui. Bene, qualcuno di voi vuole aggiungere qualcos'altro a questa risposta? Semplicemente mi viene in mente che c'è una forte assonanza con l'esperienza rappresentata da Cristina Celegoni ieri. Ci spiegava che forse il rischio di un eccessivo innamoramento alla cercare la perfezione nel catalogo ci ha reso un po' meno attenti alle questioni che riguardano i servizi delle biblioteche e i servizi del catalogo stesso. La prospettiva di dare all'utenza un punto di accesso che permetta primariamente di cercare i dati ISBN, ma poi in qualche modo anche accedere ad altri sistemi, è un servizio. È un servizio. No, poi penso che ci sia anche un punto che appunto questa impostazione ci ricorda e cioè ci fa pensare che per una serie di motivi che forse verranno fuori anche questa mattinata, perché non è il caso di perdere tempo a elencare, c'è tutto un mondo fuori del SPN. E quindi cioè di questo dobbiamo appunto tenere conto sia sul fronte delle università che sul fronte degli enti locali, per esempio. No? Quindi penso che la impostazione che è stata data nel documento, io spero di non essere un po' parziale, dovrei essere assolutamente neutrale in questo luogo. Bene, grazie. La seconda domanda la vedete all'inizio, cioè non la domanda, ma vedete il concetto appunto all'inizio del secondo paragrafo lì. Il documento prevede che i cataloghi, quindi i cataloghi non SBN da integrare in fase di pubblicazione dei dati, attenzione, cioè a valle dei sistemi gestionali, questo deve essere sottolineato, quindi sul front-end, no? Devono contemplare l'adozione dei necessari standard qualitativi. E qui io vedo una bella difficoltà operativa, cioè chi è che sceglie questi cataloghi che devono essere integrati? Chi decide di integrarli? Chi opera, cioè chi fa tutte quante le procedure necessarie appunto per integrarli? Ci dobbiamo immaginare delle griglie standard che servano per la valutazione qualitativa delle risorse catalografiche che sono all'esterno di SBN. Possiamo pensare a delle procedure automatiche per fare delle attività di questo genere? O vogliamo invece privilegiare, per esempio, una cosa molto importante, a mio avviso, che è il posseduto che non è informatizzato dei poli che sono entrati vuoti in SBN, che hanno spesso tutto quanto il resto, cioè catalografico, magari informatizzato con altri sistemi. O invece pensiamo ci rivolgiamo diciamo solo ad alcuni grandi cataloghi di reti bibliotecarie, penso soprattutto ad alcune reti di università. Di nuovo Giovanni e Cristian vorrei sentire su questi temi. Procedure automatiche senz'altro, era già contenuto nei riferimenti che ci ha riportato Giovanni. È evidente che adesso esistono delle nuove tecnologie che ci aiutano in questa direzione e c'è anche un altro riferimento, quello che ha detto Giovanni, che mi interessa, cioè una necessità che si è confermata nel tempo. Infatti a me viene da dire che adesso ci sarebbe la possibilità di automatizzare più di quanto non avvenisse in passato e un sistema di meta-ricerca esiste già dal 1999, cioè è da un pezzo che esiste il Maya Zalai, è da un pezzo che esiste un progetto che già si concentra su questo tipo di necessità. Antonella De Robbio, che era naturalmente fra i promotori di questa cosa, nel 2002 parlava di 1400 biblioteche
raggiunte con questo strumento e 5 milioni e mezzo di informazioni bibliografiche gestite. A mio avviso è importante ricordarlo, a parte per il fatto di riconoscere a chi ha promosso questa cosa i meriti di un'idea pionieristica, ma anche perché è un termine di paragone per individuare quelle possibilità ulteriori che abbiamo adesso dal punto di vista tecnologico. Ricordiamo, all'epoca loro raggiungevano queste cifre intercettando i contenuti nelle pagine HTML degli OPAC e individuandole in base alle taggature grafiche, cioè individuavano i campi e li raccoglievano. Adesso di metodi ne avremo molti di più, insomma, adesso si potrebbero utilizzare protocolli di colloquio, lo IPMH ovviamente, oppure sitemap, che pure potrebbe essere utilizzato, oppure protocolli di metaricerca, esisteva in passato lo Z3950, adesso c'è l'SRU, SRU. Insomma, l'ipotesi è che si utilizzino, ci si mette in condizione di supportare il maggior numero possibile di protocolli di colloquio per raggiungere più biblioteche possibili. Lavorare sulle reti a nostro avviso sarebbe un modo per ottimizzare il lavoro da fare, cioè è evidente che con realtà esterne a SBN andrebbe stabilito un metodo di colloquio. Quando questo fosse stabilito per reti che contengono molte biblioteche se ne raggiungerebbero di più. Mi sono appuntato e abbiamo verificato se non problemi qualche esempio che non vuole essere esaustivo, però insomma nell'ambito delle università il sistema Share Discovery che raccoglie le università della Basilicata e della Campania già solo all'interno della NATO Federico II gestisce 2 milioni di volumi e 3.500 abbonamenti a periodici, l'Università di Trento 500.000 di volumi. E poi ci sono le reti territoriali, la rete bibliotecaria di Brescia e Cremona con 300 biblioteche, c'ha 5 milioni e mezzo di documenti, il sistema bibliotecario di Bolzano, 60 biblioteche e 400.000 documenti. Ultimo esempio, il consorzio bibliotecario nord-ovest di Milano, 60 biblioteche, 1 milione e mezzo di documenti, 1 milione e mezzo di prestiti l'anno. Quando ci si mettesse in condizione di colloquiare con sistemi di questa dimensione qua, la quantità di informazioni raggiunte sarebbe notevole. Definire nuove griglie. A nostro avviso dovrebbe essere immaginato un livello di cooperazione più basso di quello previsti adesso, che sono 4 di accesso ad SBN. Ci scambiamo qualche considerazione sul modo di definirli e c'è una definizione molto simpatica degli autori di Solimi e di Di Domenico quando definivano diversi livelli. Esistono le biblioteche leader che hanno un livello di interazione molto approfondito, che possono operare dei servizi di cattura, gestione, correzione e allineamento. Biblioteche partner che interagiscono di meno, biblioteche che sono solo punto di servizio intese come punto di accesso per il prestito interbibliotecario prevalentemente, e biblioteche fruitrici che catturano solamente i record. Tutte queste definizioni le sto riportando solo per evidenziare che sono riferite all'interazione con il catalogo. Quello che potrebbe essere immaginato è un livello inferiore senza alcuna interazione con il catalogo e andrebbe immaginato un modo per valutare quali siano le biblioteche solamente incentrato sulla qualità dei record esposti. Questo è il punto poi. Questo è il punto. Come controllare, come verificare questa qualità e come eventualmente accreditare i titolari di questi dati. I criteri potrebbero, i più consueti nei nostri ragionamenti, il riferimento a repertori esterni che sono stati anche menzionati ieri, cioè laddove ci sia una gestione naturalmente delle authority list, se si fa riferimento a repertori come il VIA diventa più facile interagire, oppure banalmente un livello minimo di dettaglio descrittivo che permetta di fare una mappatura quantomeno verso il Dublin Core, simple. La coerenza, la consistenza, la coerenza dei dati e l'univocità delle voci di autorità. Ecco, a nostro avviso dovrebbero essere individuati dei criteri che sono concentrati solamente sulla qualità del record e non sul il livello di interazione con il catalogo di SBN. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, allora diciamo appunto non volevo dare un'informazione di contorno come hai dato tu, cioè
È chiaro che l'integrazione di altre informazioni si può fare nel gestionale SBN, sostanzialmente nella base dati SBN, o si può fare, per usare un termine diciamo nell'OPAC SBN, cioè nel front-end. Insomma, è chiaro, come ricordava Maurizio, che in questo momento abbiamo preso la seconda ipotesi. L'ipotesi non è, come sappiamo tutti, l'ipotesi non è peregrina, nel senso che questo mestiere, cioè il mestiere di aggregare i cataloghi, ad esempio OCLC lo fa anche con WorkAt, cioè WorkAt non espone solo i dati di chi cataloga in OCLC, ma ha fatto importanti acquisizioni di banche dati. Tra l'altro moltissime università, biblioteche partecipano in WorkAt, insomma ci sono alcune, insomma, anche italiane. Ecco. Ed è un vero peccato, non abbiamo niente contro il fatto che partecipano in WorkAt, però sarebbe bello, questo è quello che almeno penso io con i colleghi del gruppo, che partecipassero anche in SBN e quindi un'analoga offerta. Nella discussione diciamo dei primi documenti che abbiamo fatto con Simonetta Buttò, la direttrice dell'ICU, e i suoi collaboratori, abbiamo visto le opportunità che esistono già nel progetto di rifacimento del front-end, la sigla SRI, Sistema di Ricerca Integrato, dove sostanzialmente queste opportunità, ecco, facendo riferimento ai criteri di qualità, SRI prevede sostanzialmente di integrare banche dati attualmente nell'ICU. Come le integra? Facendo leva ovviamente sulla comunanza delle voci di integrità, delle voci di autorità. Cioè, è evidente che se chi conferisce il proprio catalogo utilizza gli standard di controllo di autorità, ad esempio ha già, per fare un esempio banale, visto che lavoriamo tutti in SBN, se un catalogo esterno ha già i VID di autorità di SBN, è evidente che l'integrazione diventa molto più facile. Quindi quando quindi ora noi non siamo entrati nel dettaglio, quindi quando si fa riferimento a controlli, si fa riferimento anche è chiaro che SBN è un'autorità ovviamente in Italia. È evidente che se io ho il titolo uniforme e l'autore già con il VID o con il BID, è evidente che i miei dati sono pronti almeno per andare per essere per presentarsi come banca dati che può essere esposta assieme al catalogo SBN. Mi fermo qui, solo per dare delle pennellate più concrete in più. Bene, grazie Giovanni. Allora andiamo avanti, appunto, seguendo più o meno lo svolgersi dei temi del documento. Io ho visto più volte appunto in questi anni sollevare il tema della titolarità dei dati di SBN. Di chi sono i dati di SBN? E forse l'affermazione che trovate in incipit appunto di questo paragrafo, è necessario ribadire che i dati bibliografici di SBN sono un prodotto della cooperazione e a questa appartengano, forse non è un patrimonio, non è un concetto pienamente condiviso dalla comunità professionale di SBN. Ora, la questione non è di poco conto già per i soli record bibliografici, questo lo abbiamo visto anche nel POMOREA in anni passati, ma diventa oggi più rilevante se allarghiamo lo sguardo anche ai contenuti digitali, perché una appunto biblioteca che ha degli asset digitali importanti potrebbe pensare di fare business sulle proprie collezioni digitali, e questo sarebbe perfettamente legittimo anche qualora quegli oggetti digitali fossero inseriti in un contesto di cooperazione.
D'altra parte però la normativa corrente prevede, per le pubbliche amministrazioni, prevede esplicitamente la fruizione e la riutilizzazione dei dati. Allora su questo le basi normative le conosciamo, ci sono le direttive europee, ci sono i decreti legislativi di recepimento, ma basta citare l'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, ma ci sono anche delle delle indicazioni appunto normative importanti a livello regionale, per esempio le linee guida della regione Emilia-Romagna che ho trovato, che sono state adottate con delibera 763 del 5 giugno del 2017. Ecco, su questo tema della titolarità di dati prodotti dalla pubblica amministrazione, che possono essere degli oggetti digitali, che possono essere un oggetto di business, ma che comunque devono essere usati e riutilizzati. Io vorrei sentire il parere di Claudio su questo. Il discorso qui sarebbe molto ampio, ma io innanzitutto ringrazio per avermi coinvolto in questa esperienza, perché dal 2017, data di quella delibera, io sono, come vi dicevo, in regione, non ho avuto grande, disponibilità di tempo di seguire il gruppo. Ma questo è un bene, perché la forza di quel gruppo è stata anche quella di anticipare temi di discussione. Non so se ieri è stato accennato, ma questo gruppo, quando si è costituito, era fatto di giovani, diciamo, grosso modo l'età di Christian, non di Chiara, di Christian, ha imposto alla discussione della comunità professionale dei temi. Pensate, non so, ma a parte le biblioteche digitali che tra fine anni 90 e inizio del 2000 ebbero anche il rapporto SBN un ruolo significativo, pensate anche, non so, credo che noi siamo stati i primi a parlare di ontologie, stiamo parlando dei primi del 2000. E quello era possibile perché appunto c'erano anche giovani e noi dobbiamo assicurare questo. Quindi io che quando vi snoccio le cifre sono stato 25 anni, vuol dire che non appartengo più alla categoria, quindi il nostro ruolo è diverso, è quello di osservatori e quello che io per la verità ho sempre voluto di pensare forse diversamente o criticamente, perché questo serve alla nostra comunità, anche al di là di SBN, alla comunità professionale bibliotecaria. Ora, il tema, quindi, tra l'altro io ero appena arrivato all'istituto, per quello il tema è sostanziale, ma non può essere avulso da un'idea appunto di cooperazione. Che cos'è SBN? Io penso che l'essenza di SBN non sia la tecnica, detto così brutalmente, no? Perché l'essenza è appunto un'idea della cooperazione che sia capace di rivoluzionare pratiche organizzative sottostanti servizi, ed è questo quello che poi è stato la grande idea di chi SBN disegnò. Io ricordo agli inizi del 2000, quando uscì la antologia di scritti di Angela Vinai, e parlo in una città che ha dedicato ad Angela Vinai importanti seminari, fui chiamato a presentarlo e partii da uno scritto, l'ultimo scritto di Angela Vinai, letto a una assemblea AIB del 1989 a Ravenna. Se lo andate a rileggere, lì c'è un'idea di SBN che non può essere ridotta all'indice, che non può essere ridotta a catalogo, che non può essere ridotto all'informatica, detta dalla madre, e
di SBN che... Allora, dietro c'era quindi un'idea di cooperazione. Quando noi diciamo, ed è collaterale alla questione dei dati, dare conto anche di ciò che non è SBN, cosa vuol dire essere in SBN ed essere fuori SBN? Vuol dire forse non avere il catalogo SBN, ma il nostro utente poi guarda il catalogo non SBN, come direbbe Crocetti, non solo per, come dire, informazione bibliografica, ma anche per prelevare, ottenere il documento, e quindi dopo qui entri in una serie di questioni organizzative assai diverse. Allora, tradotto, SBN quindi che cosa lo connota? È uno spazio di cooperativo in cui possano riconoscersi tutte le biblioteche italiane, o è uno spazio riservato alle biblioteche che adottano gli standard catalografici SBN? Questa è una domanda centrale. Io propendo per la prima, ma avremo modo magari di... Questa questione è legata alla titolarità dei dati, perché se noi abbiamo un'idea alta di cooperazione, i dati sono appunto prodotto della cooperazione. Dopo quella delibera dell'istituto, in realtà adesso per un percorso sta emergendo nuovamente la questione, per un percorso assai diverso, cioè l'applicazione del regolamento europeo sulla privacy ai poli SBN, dell'Emilia Romagna in questo caso, e stiamo facendo un'analisi con il coinvolgimento dell'ufficio del DPO. In una regione l'ufficio del DPO non è come ha una struttura, ha dei consulenti giuridici e stanno analizzando. Cos'è il DPO? Perché non scioglie. Sì, in italiano lo hanno tradotto come il responsabile della privacy, è un ufficio che governa l'applicazione della privacy e quindi supporta gli uffici, fa analisi, monitoraggio. Io avrò non un'ispezione, una prossima settimana un audit con l'ufficio del DPO che prenderà in esame i contratti e le convenzioni, nonché il registro dei trattamenti, tanto immaginate che settimana mi si presenta. Nell'analisi che viene fatta partendo dal polo di Bologna, che è diciamo il più corposo con quello romagnolo e che ha, a differenza di quello romagnolo, una vera pluralità di attori, alla domanda qual è la titolarità dei dati, ci si sta avvicinando appunto e sta emergendo una posizione proprio della contitolarità dei dati, ed è una posizione sostenuta dal supporto, dall'ufficio, dalla struttura giuridica del DPO. Quindi da un punto di vista assolutamente terzo, e che ora gli esiti di questa analisi, che poi si tradurrà anche nel rivedere le convenzioni eccetera, secondo me potranno essere un contributo importante. Però a questo momento la questione analizzata da una struttura terza, quindi non coinvolta, propende per la contitolarità dei dati. Questo naturalmente, portato sul piano bibliotecario, significa dare grande enfasi alla cooperazione, al lavoro comune. Ed è questa una parte su cui noi dobbiamo riflettere. E riflettere insieme, perché questa è la parte in cui ci si può riconoscere in un ambiente cooperativo. Se noi fossimo in un ambiente cooperativo in cui diciamo è la comunione di beni, per tradurla in quello che è un matrimonio, se ci fosse, come dire, la separazione dei beni, ciascuno la cosa naturalmente è diversa. Questo significa che policy in tema di utilizzo dei dati, vendita o attività
business sui dati devono essere discusse all'interno della cooperazione, e non è un concetto banale, che noi, ma questo fermo qui, abbiamo bisogno nella comunità SBN di definire molte policy, al di là delle technicalities, diciamo. Qui noi ne abbiamo bisogno proprio perché l'ambiente esterno, come vedete, è complicato, è complesso, e noi ne abbiamo bisogno. Benissimo, grazie. Dobbiamo andare un po' veloci perché ci sarebbero certamente molte cose da dire su questo, ma le cose che hai detto mi sembrano molto chiare. Andiamo avanti. Allora, nel successivo paragrafo, apertura ai motori di ricerca generalisti, Google, Yahoo e simili. Il nostro Danilo Reano, che mi dispiace che non sia qui perché continuiamo a citarlo, ci ha scritto, ci ha fatto appunto una serie di osservazioni secondo me molto importanti, anche per il background del problema. Danilo Reano ci scrive: ai motori di ricerca generalisti non interessano i cataloghi di biblioteca. Perché? Perché contengono dati pubblicati e di scarsa qualità. Ora, questa affermazione si oppone in maniera radicale a quanto noi appunto sosteniamo nel nostro documento e probabilmente rivela qualcosa di più di una differente concezione del catalogo, rivela un'idea forse di un diverso ruolo della biblioteca nell'ecosistema dell'informazione digitale. No? Ecco, vorrei qualche commento appunto su questo, porrei questa domanda a Giovanni e a Chiara. Sì, dunque, che a Google non interessino i dati delle biblioteche, diciamo, mi sembra smentito dai fatti. Quando studiavo andai a sentire una delle prime presentazioni di Google Italia del progetto Google Books. Appunto, io ero ancora una studentessa, quindi lo guardavo con occhi abbastanza distaccati, e chiesero dal pubblico perché Google si era imbarcato in questa impresa di digitalizzazione di massa dei volumi delle biblioteche, e rispose il rappresentante di Google in maniera forse semplicistica però efficace: noi facciamo soldi sul traffico di informazioni e le biblioteche sono contenitori infiniti di informazioni. Quindi, diciamo, nella sua banalità spiega tutto, e quindi diciamo che a Google interessano le informazioni, soprattutto perché Giovanni ha già spiegato che non sono poi di così scarsa qualità, anzi, e poi perché credo che questo sia un concetto fondamentale, diciamo, del web, quello che si chiama generalmente semantico, cioè i dati non si possono considerare in assoluto di scarsa qualità o in assoluto di buona qualità. È ovvio che se rispondono a una determinata sintassi, se sposano determinate ontologie, sono più o meno facilmente usabili, riusabili, eccetera, eccetera, però dipende la qualità di un dato da quello che se ne vuole fare. Quindi evidentemente cose che a noi sembrano o possono sembrare non di eccelsa qualità, poi a Google sono ugualmente utili, a Google o a qualsiasi terza parte. Quindi questo è abbastanza importante. E poi diciamo, quello che a noi dovrebbe interessare di più non è tanto se a Google interessiamo noi, ma a noi deve interessare Google. E questo mi permette di dare una risposta un po' da sdaura romagnola, nel senso che sono chiaramente la meno tecnica di tutta la biblioteca e di tutto il gruppo, perché, diciamo, io ragiono sempre su meritorie iniziative di cui si è parlato anche ieri, di biblioteche fuori di sé, no? Quelle che qualche anno fa si chiamavano le biblioteche fuori di sé, cioè già da tanti anni le biblioteche si sono rese conto che devono uscire dalla biblioteca per andare incontro agli utenti, no? E che è
un po' assurdo pensare di tirarli tutti fisicamente dentro, fisicamente anche in senso figurato, e quindi si fanno iniziative di i bibliobus, le biblioteche delle scuole, eccetera. Quando però poi si parla dell'utente di Google sembra che ci stiamo vendendo l'anima al diavolo, o che lui deve diventare l'utente della biblioteca. Questo credo che sia una prospettiva un po' superata, quindi non è tanto quello che Google può fare per noi, che comunque lo fa perché ci fa dei soldi, quindi neanche ci chiede più di tanto il permesso, ma come noi possiamo usare Google per le nostre finalità, per la nostra valorizzazione. Quindi credo che questa sia la prospettiva. E forse qualche esempio appunto lo può fare anche Giovanni su come nel tempo le biblioteche hanno usato Google. Sì, diciamo che intanto è importante ricordare dal punto di vista correttamente si parla di motori di ricerca e non di Google, perché per fortuna se non vado errato nel 2011 o comunque intorno al 2011 c'è stato un accordo tra i vari motori di ricerca, quindi Bing, quello della Microsoft, Google e Yandex. Yandex molti di voi lo conosceranno, è un grosso motore di ricerca per l'area linguistica russa. Quindi questo schema di metadati che Google usa per intercettare tutto quello che le pagine web producono, cioè ovviamente i motori di ricerca sono interessati a identificare i ristoranti, le toilette per cani, le biblioteche, gli orari di apertura dei musei e anche i libri che ci sono in rete, quindi tutti gli oggetti della rete. Questa ontologia super generalista che si chiama Schema.org è un accordo fra tutti i motori di ricerca, quindi non è solo Google, e questo anche dal punto di vista per noi che possiamo esporre le informazioni è importante. Questa prassi di esporre le informazioni dei nostri cataloghi perché vengono indicizzate con i dati essenziali dei nostri cataloghi, il titolo, l'autore e così via, è importante non tanto perché il web sia interessato ai dettagli dei nostri standard. Il web ovviamente è interessato ad annunciare che esistono le biblioteche. È evidente che i cataloghi useranno e continueranno a usare gli standard in evoluzione che si daranno. Google è semplicemente interessato, con i motori di ricerca, a indicizzare come tali, cioè a indicizzare il titolo di un libro e non la stringa che trova in un documento, cioè in una pagina web. È interessato a capire e a categorizzare anche i risultati. Tutti noi testimoniamo l'evoluzione continua dei motori di ricerca che sempre più ci categorizzano i risultati, cioè facciamo una ricerca e dice: ma cosa vuoi? Vuoi un volo, un libro? Se come del resto molti cataloghi e molte iniziative di biblioteca digitale fanno, quella di esporre i propri dati nel web, di annunciare che esistono questi dati nel web, è ovviamente dal punto di vista poi del servizio che facciamo ai nostri utenti, ovviamente un aumento notevole delle possibilità di accesso. Maurizio, una battuta. Io dico questo: la comunità bibliotecaria dovrebbe evitare di cascare nella trappola psicologica di quella persona invitata che a un certo punto rifletteva: mi si nota di più se ci vado oppure se non ci vado? Perché questo è il problema, cioè perché porsi il problema di mettere i dati a disposizione dei motori di ricerca? Comunque sia, anche laddove ci sono dei dati ridondati, comunque sono per esempio dati controllati da qualcuno,
che nella massa comunque dei dati che stanno dentro i motori di ricerca, che in gran parte non sono controllati da persone che ci hanno lavorato sopra, è sempre un dato qualitativamente migliore rispetto a quello. Quindi io proprio in questa trappola direi che non ci deve cascare la comunità. Sì, c'è sempre un po' il fatto di dire che fare tutte queste cose, cioè dietro del lavoro servono delle attività in un contesto generale di difficoltà di reperimento sia di risorse umane che finanziarie, però certamente hai ragione. Questo ci porta proprio direttamente alla prossima domanda che verte sull'interdipendente, perché in realtà tutti stiamo facendo uno sforzo per trasformare, lo fa l'ICCO, lo facciamo in tante altre istituzioni, i record bibliografici che abbiamo prodotto in un appunto formato tale che possa essere appetibile anche per i motori di ricerca, e sappiamo che questo si fa passando per la tassi PDF, poi voi siete esperti appunto di tutte queste cose. E quindi in generale c'è un accordo generale, mi sembra, sulla esposizione dei record bibliografici in forma semplificata, cioè per renderli fruibili come linked open data. Abbiamo parlato anche nel gruppo del lavoro il mio cruccio è capire se in certi casi noi non stiamo costruendo dei depositi bui, cioè dei contenitori, dei bidoni di linked open data che poi non vengono usati da nessuno, che non vengono usati né dalle macchine ai quali sono diretti in prima battuta, e neanche in via intermediata appunto dagli umani. Quindi anche qui Christian, in questo momento, in appunto questa fase le domande sono più rivolte appunto a Christian, Giovanni eccetera, poi Valdo avrà molto spazio. Ecco, secondo voi quali sono le esperienze più interessanti di riuso o di uso di contenitori di linked open data e come facciamo per renderli effettivamente appetibili a chi potrebbe usarli? Cristian e Giovanni, vedete voi in ordine dell'intervento. È vero che c'è un interesse crescente per la possibilità di esporre i dati come LOD, Linked Open Data, e anche un po' meno frequentemente c'è la volontà di gestirli realmente, invece che solamente come un export di un dato momento della banca dati, gestirli in un modo che sia poi comprensibile per il semantic web. Ci sono alcuni esempi che noi stiamo osservando con grande interesse, anche se non sono numerosissimi. Dal punto di vista dell'esposizione di un export, chiamiamolo così, e quindi non della gestione, l'esempio più calzante, più intuitivo è quello che abbiamo anche riportato nel documento e che fa uso di una soluzione che Giovanni ha già illustrato così bene. Nell'OPAC di WorldCat tutte quante le visualizzazioni dettagliate dei record hanno anche ulteriormente un'esposizione fatta sulla base di una mappatura verso schema.org. Cioè, dico io banalmente, ma ovvio che non è banale, però i record, i dati che già sono contenuti nella banca dati senza nessuna modifica del loro modo di gestirli vengono mappati in fase di pubblicazione ed esposti nella pagina HTML sulla base di schema.org e in una logica linked open data, perché in ciascuna pagina ci sono anche i riferimenti alle definizioni di ciascun campo e alle entità correlate, cioè laddove c'è il riferimento a un autore c'è il puntatore alla entità di questo autore. Aggiuntivamente in quell'OPAC, siccome gli utenti non sono solamente umani ma sono anche sistemi, sono bot, sono sistemi automatici di raccolta, i dati vengono esposti anche in altri formati adatti a questo, Turtle, JSON, LD, sono tutti acronimi di modi differenti più facili per la macchina per comprendere i contenuti esposti. Esistono anche delle iniziative che ci interessano molto di gestione reale del dato in divenire, non solamente export, e questi sono per lo più orientati alla gestione degli authority file, tipicamente quelli dei nomi.
Alcuni esempi che mi sono appuntato sono tutti basati sull'adozione del Wikibase Data Model, magari poi ne parliamo con più calma eventualmente, ma comunque è quel modello di dati che viene utilizzato all'interno dei progetti Wikimedia, quindi Wikipedia, Wikisource, per gestire le informazioni puntuali. Questa persona è nata qui, questa persona ha questa età. Bene, gli esempi che mi sono appuntato sono un documento promulgato ad aprile dalla Association of Research Libraries degli Stati Uniti e del Canada, che è un white paper sull'uso di Wikidata, appunto per utilizzare Wikibase come linking hub, gestore di puntatori URI, Uniform Resource Identifier, a repertori esterni. La Biblioteca Nazionale di Svezia prospetta di fare la stessa cosa utilizzando il Wikibase Data Model. La Biblioteca Nazionale Tedesca a maggio ha comunicato che sta collaborando niente meno che con Wikimedia Deutschland, che sono gli sviluppatori di Wikibase e Wikidata, per vedere quali sono le potenzialità di utilizzo di Wikibase per la loro GND, l'Authority File per i beni culturali tedeschi. Ultimo esempio ancora più interessante dal nostro punto di vista è quello che sta avvenendo in Francia. Lì non stanno immaginando loro di gestire solamente dei puntatori, ma stanno immaginando di gestire tutto il record, tutto il contenuto dei record di autorità. È il caso dell'iniziativa della Biblioteca Nazionale di Francia che, in collaborazione con ABES, l'Agenzia Bibliografica per l'Istruzione Superiore di Francia, stanno facendo una proof of concept, una prova di fattibilità sull'adozione di Wikibase per la gestione appunto delle loro liste di autorità. Allora, questi sono gli esempi che noi stiamo tenendo d'occhio. Come evitare che i depositi siano chiusi? Aprendo i dati. La mia risposta è banale, però nel documento proviamo a articolarla a diversi livelli. Noi li ho messi in linea e facciamo perlomeno 3 proposte di apertura dei contenuti di SBN a livelli differenti. A livello più superficiale, più esterno, diciamo, quello che pure abbiamo esemplificato rispetto a WorldCat, e cioè aggiungere l'adozione di schema.org per l'esposizione dei dati così come sono in fase di pubblicazione. Sempre in fase di pubblicazione c'è la proposta che stiamo facendo di immaginare l'OPAC di Indice come un discovery tool che vada a intercettare i contenuti di cataloghi anche esterni all'SBN. A un livello più basso, più vicino alla banca dati, magari ne parliamo dopo, ma noi stiamo immaginando che possa essere aggiornato il protocollo delle API di Indice, con una logica più moderna. Ne parliamo dopo. Comunque sono tutte idee che noi proponiamo di apertura dei dati, questa è la risposta, perché non siano dei silos chiusi che non collaborano con l'esterno, bisogna aprirli questi dati. Queste ipotesi di apertura hanno alcuni presupposti. Uno l'abbiamo già menzionato: è necessario che nelle informazioni, particolarmente quelle riferite alle voci di autorità, ci siano dei riferimenti a repertori esterni, cioè laddove si gestiscono i nomi è stata descritta questa possibilità negli interventi di ieri. Laddove si descrivono i nomi si deve fare uso quanto più possibile di riferimenti ai repertori come il BIAF. Ecco. Io volevo tutto giustissimo quello che si dice. La cosa che sarebbe interessante capire è vedere se ci sono dei risultati che abbiano, come dire, delle sperimentazioni già andate a buon fine che siano misurabili statisticamente cioè per le cose che sono state fatte. Cioè dati che sono stati presi perché erano in appunto formato aperto e sono stati effettivamente riutilizzati per proporre nuovi servizi. Forse è un po' troppo presto per pensare a questo, nel senso che stiamo un po' lavorando per predisporre il terreno, come dicono gli inglesi, per fare tutte quante queste cose. Quindi è un lavoro in progress questo, non possiamo portare degli esempi. No, a nostro avviso però è tempo di prepararsi per quella prospettiva. Perché questa è la linea. Se posso intervenire,
col catalogo del Polo di Romagna, con Schema.org, già in passato sono state create delle citazioni, ad esempio sul motore di ricerca su Google. Questo è stato fatto in passato ancora dal 2014 mi sembra. Quindi esempi da questo punto di vista se ne possono fare, poi è chiaro che se tutto il resto ne parleremo, voglio divenire. perché purtroppo se parli così non si sente, quindi questa è una cosa un po'. Bene, arriviamo direttamente, cioè una domanda tra l'altra, ma questa che faccio adesso è proprio veramente basica, no? Perché sia nelle parole di Christian, ma insomma è già venuto fuori appunto questi riferimenti a Wikidata, con particolare riferimento appunto ai controlli di autorità. Cioè, noi ci stiamo rapportando a questo mondo wiki. Allora la domanda base, no? Perché mi pare che questo sentire sia presente appunto nella comunità professionale. Ma perché il mondo wiki, che poi erroneamente si pensa limitato solo a Wikipedia, dove invece ci sono un'infinità di altre cose, è così importante per la nostra comunità professionale e per SDN? Perché si potrebbe pensare che il mondo wiki non ha alcun assetto istituzionale definito. È una nebulosa priva di confini, oggi c'è, domani potrebbe non esserci, perché una infrastruttura nazionale come SDN, con tutte le sue pesantezze, ma devo dire anche con certe necessità di pesantezza entro certi, può fare appunto riferimento a un mondo così vago? Cioè, perché appunto il mondo wiki è così importante per la nostra comunità? Domanda base, ma credo che questo discorso sia presente appunto in alcuni dubbi che sono stati espressi da commenti. Penso che Chiara, che è una wikimediana, a fare valere altre cose, ci possa dare una risposta che è molto generale su questo. Sì, farò in pratica un passo indietro rispetto ad alcune specificità raccontate fino adesso. Dunque, diciamo, una delle cose importanti da dire e anche uno dei miti da sfatare è che in realtà il mondo Wikimedia non è una realtà così tanto labile e così poco organizzata, nel senso che è chiaro che si nutre di una comunità vastissima di volontari, però in realtà dietro c'è una fondazione molto importante che gestisce budget davvero molto importanti, se non altro perché i server costano, la luce costa e quindi in realtà non è pensabile veramente che tutto si regga sul lavoro volontario, quindi questo è una cosa importante. E diciamo, rispetto però ad altre realtà che in qualche modo sono simili, cioè gli altri, quelli che vengono chiamati big players del web, no? Google, Amazon, Microsoft, il mondo Wikimedia ha questa caratteristica che per noi è fondamentale di avere una finalità al di là del senza scopo di lucro, una finalità di diffusione della conoscenza, quindi diciamo chiaramente molto molto affine al mondo delle biblioteche, questo a livello molto alto. Poi nella pratica cosa succede? Che il mondo Wikimedia ha prodotto e produce degli strumenti come Wikidata, che è, diciamo appunto l'hanno un po' accennato, è una knowledge base, cioè in pratica è un enorme database di dati strutturati in RDF che provengono da tutti gli altri progetti, quindi Wikipedia, Wikisource, Wikivoyage, eccetera, eccetera, e che però possono essere riutilizzati anche da progetti non Wikimedia, tant'è che adesso Wikidata si è aperta anche all'import o la creazione ex novo di dati non nativamente legati a progetti Wikimedia. E così facendo Wikidata è diventato sostanzialmente l'hub, quindi il nodo cross domain, cioè che non è legato a uno specifico dominio di settore, più grande del web. Quando si nominano i linked data si nomina sempre la famosa nuvola dei linked data che è fatta da
tante palline, e la pallina più grande, ripeto, cross domain, è proprio Wikidata, quindi mi sembra evidente che non possiamo in qualche modo ignorarla. E per quello che riguarda il nostro settore specifico, abbiamo nominato tante volte l'importanza delle authority file, che sono in qualche modo la chiave per far dialogare tutti i database, sia SBN sia non SBN, e Wikidata ha una caratteristica fondamentale che è quella di essere un super authority file, cioè all'interno di un item Wikidata noi siamo in grado di raccogliere all'interno dello stesso item Wikidata tutti i puntatori a tutti gli authority file esterni, sia nel dominio bibliotecario, perché ricordiamoci che il VIAF fondamentalmente è un authority file, ma di authority file bibliotecari in qualche modo, che nascono in ambito bibliotecario, mentre all'interno di un item Wikidata noi raccogliamo certo l'URL VIAF, certo l'URL il BID SBN, ma anche l'identificativo di quel volume su Amazon, faccio per dire, o su qualsiasi altro repertorio esterno. Quindi è chiaro che è fondamentale per noi poter disporre e utilizzare uno strumento del genere. E poi in ultimo, diciamo, questo sempre per tornare a un livello un pochino più alto, il mondo Wikimedia è nella pratica una grandissima esperienza di cooperazione dal basso, cioè è un modello cooperativo che funziona. Nessuno sa veramente come, ma funziona. E noi che in qualche SBN che in qualche modo si è inventato la cooperazione in Italia, cioè davvero, no? Perché io non c'ero, però ho imparato che SBN è nato prima del sistema del Servizio Sanitario Nazionale, insomma, quindi è veramente, insomma, più o meno, ecco, siamo lì, però se pensiamo alla cultura e alla sanità, diciamo, in un paese che vadano insieme è eccezionale. Quindi in qualche modo noi abbiamo già questa cultura della cooperazione, dobbiamo un po' aggiornare evidentemente le modalità in cui cooperiamo, e perché non adottando alcuni modelli di successo. C'è uno spunto interessante che lega la domanda precedente appunto a questa. Praticamente noi prima stavamo dicendo la comunità professionale bibliotecaria è impegnata nella apertura dei dati attraverso le tecnologie che servono per il loro riuso, e noi ci stiamo predisponendo a godere dei frutti che verranno di appunto questa apertura dei dati. La comunità di Wikidata ha già fatto tutte queste cose e noi stiamo godendo dei frutti che loro hanno già fatto, seguendo questa strada. Quindi adesso qui mi riallaccio un momento, cioè una lezione di biblioteconomia in qualche modo che viene da un mondo che è estraneo alle biblioteche. Questo può essere uno spunto interessante. Faccio una breve parentesi perché mi devo scusare anche con Giovanni su questo. Nella vostra cartellina c'è un documento scritto da Giovanni, appunto, da Giovanni Bergamin, recente, che nella stampa me ne sono accorto solo questa mattina, se fosse ieri, quindi non c'è più tempo di rimediare, si è persa sempre la prima riga, perché è stata coperta dallo statement del medium. E quindi diventa quello è anche un appunto documento interessante, cioè avete cartellina, potete vederlo, se no poi appunto chiederemo a Giovanni, di come anche il nostro mondo possa trarre, anzi il nostro mondo deve trarre da tutto ciò che lo circonda, tutta quanta una serie di stimoli e di impulsi, e questa Wikidata mi sembra un'esperienza appunto molto interessante. Tra l'altro, scusami Maurizio, mi permetto, perché mi è venuto, diciamo, non è specificatamente legato al mondo delle biblioteche, ma un esempio molto importante che viene fatto spesso sull'apertura, su esempi concreti di dati, diciamo, culturali che poi sono stati riutilizzati, è quello dei dati dei monumenti della regione Emilia-Romagna.
che diciamo, fece qualche anno fa un accordo di collaborazione con Wikimedia per portare su Wikidata i dati relativi al patrimonio architettonico dell'Emilia Romagna, e dicendo vabbè, intanto lo facciamo perché ci piace. E poi purtroppo nel 2012 ci fu il terremoto dell'Emilia, e quei dati a quel punto in quella struttura furono fondamentali per mappare il patrimonio rimasto danneggiato dal terremoto e pianificare i lavori di restauro. Quindi non è proprio, diciamo, calato sulle biblioteche, però credo sia un esempio parecchio efficace, insomma, di... Dunque, successivo paragrafo, fornire indicatori quantitativi sui servizi offerti da SBN nel suo complesso. Dunque, lo spazio che il documento dedica appunto a indicatori e statistiche è ampio. Ieri si è appunto sottolineato nell'intervento di Cristina Celedon l'importanza anche della appunto comunicazione, dell'attività del Poli, della comunicazione del SBN, e questo punto degli indicatori e delle statistiche va collocato all'interno di una corretta prospettiva di comunicazione appunto del SBN per diverse finalità, e anche perché di fatto ci si rivolge a diversi possibili stakeholder. D'altra parte nel documento si auspica, questo lo riporto, lo leggo testualmente, si auspica la raccolta di pochissimi indicatori realmente sostenibili in una prospettiva di aggiornamento costante delle informazioni da parte delle biblioteche. Ora, in altre sedi, e penso al gruppo di lavoro sulle linee di azione per la definizione delle politiche di accesso ai servizi, che era stato istituito dall'ICCO nel 2015, è stata invece proposta l'adozione di una serie di indicatori molto ampia, molto articolata. Invece noi parliamo di pochissimi indicatori realmente sostenibili. Come si spiega, Claudio, questa divergenza di impostazione? Sono due approcci diversi. Dati molto ricchi, granulari, servono a noi per monitorare l'efficienza, l'efficacia dei servizi. Questo, diciamo, può essere un uso manageriale, chiamiamolo così. Ma se dobbiamo interloquire con decisori politici per i quali le biblioteche sono luoghi ammuffiti, polverosi, sto ripetendo delle cose di... Noi ci dobbiamo presentare, e magari SBN è dato perché non ha il sapore della novità. SBN noi ci presentiamo dicendo è nato nel 79, oppure come non so, in Romagna è nato nell'82, eccetera. Già stiamo dicendo di una cosa che non è trendy, secondo. Se noi ci presentiamo, io sto immaginando ad esempio Simonetta, che si trova in un contesto in cui, ma non è solo, diciamo, la parte ministero, devo dire anche la parte enti locali, cioè adesso i temi su cui c'è tanta attenzione della politica possono essere la parte turismo culturale, la parte artistica. Io poi ho un osservatorio abbastanza privilegiato perché mi occupo di tutti e tre i mondi degli istituti del patrimonio, diciamo così. Allora, a un ministro noi dobbiamo dire SBN ha X milioni di iscritti. Noi siamo in grado di dirlo? No. SBN ha X milioni di prestiti, che non sono quelli pochi che transitano dall'indice dalla macchina IL, è la somma dei prestiti, sarebbero cifre enormi, ma non siamo in grado di dirle. Quanti utenti accedono ai nostri front-end? Tantissimi. Guardandole, cioè adesso mi viene in mente, non so, prendete l'Emilia Romagna perché la conosco,
Qui stiamo parlando di 21 milioni di documenti, 21 milioni, poi ci sono le risorse digitali. Stiamo parlando di circa 7 milioni di prestiti. Siccome le biblioteche sono tutte qua, direi tutte in Emilia Romagna dopo 30 anni in SBN, noi se moltiplichiamo su scala nazionale questa cosa, noi saremmo in grado di dire alla politica, non so, SBN ha 20 milioni, 21, 25, 30 di iscritti a 60, 70, ce ne sono 7 in Emilia Romagna, poi è vero che il discorso si amplia, ma ecco, questi dati, che sono i pochi dati, cioè sono due prospettive diverse. Una, diciamo, è di comunicazione e gestione del rapporto con i decisori politici, coloro che fanno e stabiliscono le policy, i bilanci e così via. E uno è lo strumento manageriale. Continuare a confondere le due cose è un suicidio, detto chiaramente, perché indicatori così dettagliati noi non saremo in grado di metterli in atto se non so, nel singolo polo. Noi abbiamo bisogno, nel caso di SBN, di dare le cifre d'insieme. Che questo non sia possibile dopo 30 anni di automazione rimane uno dei problemi che dicevo all'inizio. SBN, l'essenza non è la tecnica, però usa la tecnica per rivoluzionare la realtà bibliotecaria italiana. E noi dobbiamo essere in grado di farlo. Qualcosa esiste qua e là, però davvero questo deve essere, secondo me, uno degli obiettivi a breve termine, cioè mettere in grado l'ICU, adesso dico l'ICU perché gestisce l'interlocuzione a livello centrale. Sul versante regionale ci sono regioni che hanno la disponibilità di questi dati, quindi possono gestire l'interlocuzione a livello, ma mettere in condizioni l'ICU di andare, immaginate la scena, dal ministro e dire: guardate che non stiamo parlando di istituzioni fuori dal mondo, non frequentate, no. SBN è questo. Questo sarebbe una delle cose. Certo, questo è un tema che richiama subito anche i modelli di governance di SBN a livello locale, perché in realtà nell'interlocuzione con l'ICU a questi fini c'è bisogno di concentrare questi dati a partire per esempio dalle regioni che sulla base dell'attuale modello di governance hanno il compito di coordinare la pianificazione del servizio sul loro territorio, ma coinvolge direttamente anche i poli. Cioè, questi dati vanno raccolti a livello locale e poi immessi in una filiera comunicativa che possa arrivare correttamente fino al centro. Ecco, tutta quanta questa struttura manca, questo poi è anche il problema più ampio della governance su cui torneremo dopo. Comunque mi pare rilevante. Andiamo avanti, sempre seguendo appunto la linea del documento. Allineamento ai principi per lo sviluppo di servizi digitali della pubblica amministrazione. Allora, ci sono 3 punti che il documento ritiene imprescindibile per la evoluzione di SBN. Usare standard aperti per garantire che la tecnologia sviluppata funzioni e comunichi con altre tecnologie e possa essere facilmente aggiornata e ampliata. Poi condividere e riutilizzare, ne abbiamo già parlato tanto, dati e tecnologie, pubblicare il codice sorgente con licenze open source per migliorare la trasparenza, flessibilità e responsabilità. Ora, questi principi chiaramente coinvolgono non solo la componente pubblica della gestione di SBN e non solo gli organismi centrali, ma coinvolgono più o meno direttamente anche gli operatori economici che forniscono servizi per SBN. Ora, Valdo Pasqui nel 2016 appunto presentò alla fine appunto di un lavoro piuttosto lungo e interessante
interessante del gruppo sulle infrastrutture, se non sbaglio, che era stato istituito dall'ICU, un panorama ricco di dati, sia appunto di natura organizzativa che di natura economica, di costi, di tutto il mondo SBN, cioè non solo le strutture centrali ma anche quelle periferiche. Sotto questo punto di vista, Valdo, sei in grado di farci un po' un panorama della situazione, oppure vedi tu come cioè, ma il tema è capire come stiamo rispondendo a questi principi che sono ormai sanciti dalla normativa. Ma io darei qualche flash diciamo un po' collaterale a questo. Per esempio, ora abbiamo parlato di dati aperti. I dati aperti sono ovviamente uno degli elementi che, se andiamo a ritrovare sia le normative europee sia la normativa italiana, sono di attualità. I linked open data sono ovviamente un modo più strutturato, più evoluto anche di organizzare il dato aperto, però il dato aperto può essere anche ritenuto tale, anzi normalmente viene ritenuto tale anche se pubblicato in forme molto più elementari, quindi dei file tabellari, cosiddetto formato separato da virgole, ma anche in formato Excel, sono facilmente riutilizzabili, anche se non con quei livelli tali per cui ti consente di lavorare soprattutto da parte di applicazioni in maniera più sofisticata all'approccio dei linked data, ma insomma lo sono anche loro. In Italia, in ambito AGID, esiste da un po' di tempo un sito web chiamato dati.ugov.it, dove niente è obbligatorio, ma in effetti tutte le pubbliche amministrazioni sarebbero in qualche modo invitate a pubblicare questi dati. Io mi sono divertito a vedere un po' quello che si trova e ovviamente in maniera mirata, no? Perché attualmente c'è un insieme che non saprei, sono 27.705 fonti di dati. Il motore di ricerca, la maschera di ricerca non è che consenta di fare molte ricerche molto sofisticate, ma cercando per le tipiche parole biblioteca se ne trovano 98 di questi dataset, se si cerca per biblioteca se ne trovano 200, per archivio se ne trovano 257, per archivi 68. Cosa si trova? Si trovano sul fronte delle biblioteche cose varie ma molto eterogenee. Quindi si trovano per esempio elenchi di biblioteche a livello territoriale, quindi le biblioteche del comune, le biblioteche regionali, si trovano numeri e dati quindi quantitativi sui prestiti, oppure i dati sui giorni e le ore di apertura, sempre a livello quantitativo. E vari tipi di indicatori delle performance, per esempio le biblioteche civiche di Torino nell'anno 2017. E ci sono anche degli esempi che denotano quantomeno un problema che ora vi dirò, cioè per esempio elenco degli della regione Emilia-Romagna, non me ne voglia Claudio, elenco degli audiolibri presenti nelle biblioteche comunali aggiornati al 30 settembre 2016. Bello, dico io, ma perché aggiornati solo al 30 settembre 2016? Poi si scoprirà che c'è un mondo dietro perché la gente non ce la fa, eccetera, eccetera. Oppure, per esempio, altre cose che mi hanno colpito, allora, pensiamo che queste cose dovrebbero essere rivolte a non solo l'operatore di settore esperto, quindi quando uno trova scritto nel caso della biblioteca braidense opere date in prestito, io che sono abituato a ragionare con i computer 1998-2015, allora io che sono stupido perché a forza di lavorare con computer sono diventato ancora più stupido di quanto non sia per natura,
se trovo una cosa scritta opere date in prestito, io mi aspetto di trovare un mini catalogo. No, in realtà è sbagliata la definizione, apri il file e vedi dentro che è banalmente la statistica dei numeri dei prestiti fatti dalla Previdenza dal 1998 al 2015. Allora, questi sono solo esempi, quindi invecchiamento dei dati eterogenei anche nel senso a macchia di leopardo, quindi la stessa istituzione che però non dà poi continuità alla pubblicazione di questi dati. In generale direi mancanza di sistematicità e mancanza di pianificazione. E qui il punto sarebbe quello di dire, ma da un lato non si può prevedere una pervasività, che ne so, dell'Agid, che si possa pensare che l'Agid entra nel merito di tutti i domini funzionali, di tutti i domini, diciamo, di contesto, come quello delle biblioteche e quello degli archivi. Per esempio, tanto per dire, sugli archivi ho trovato delle cose che a me sono sembrate egregie, sia della regione Toscana, sia della regione Umbria, sia della provincia di Reggio Emilia. Sono almeno dei dataset che descrivono con dei metadati, quindi sempre, diciamo, in forma tabellare, in qualche caso anche in XML, RDF, quali sono gli archivi esistenti su quei territori e che materiale c'è dentro, danno quindi una descrizione, diciamo, delle collezioni archivistiche che ci sono dentro. Quindi questi sono tutto sommato anche di utilità, secondo me, potrebbe diventare di utilità. Cioè che tu hai trovato sono in un formato di dati riutilizzabile. Riutilizzabile, allora sono... Cioè non una semplice enunciazione. No, c'è proprio il file in formato CSV o Excel, e in alcuni casi anche ci sono anche dei file in formato RDF. Però il punto secondo me è che le varie... quindi per tornare a altri temi, altri concetti si sono detti già stamani, a mio avviso quando si parla di cooperazione e di condivisione andrebbero sfruttate anche queste modalità. Qui per esempio il contenitore nazionale dati UOB IT, che poi è collegato a livello europeo, esiste. Quello che manca è l'aspetto di sistematicità organizzativa, per esempio sul dominio delle biblioteche, per fare cooperazione, per fare rete e dire, bene, cerchiamo di vedere di pubblicare più o meno, almeno delle grosse reti bibliotecarie, la stessa tipologia di informazioni e dandogli continuità nel tempo. Perché avere per esempio il numero dei prestiti dell'anno 2015 o dal 1998 al 2015 di una rete di biblioteche potrà anche essere utile per qualcuno, ma finisce lì e poi dopo non gli è stata data continuità. Quindi questo secondo me è un fronte su cui bisognerebbe molto lavorare. Poi lo accennavi, ci rientro brevemente per notare anche certi cambiamenti e certe evoluzioni. L'altro aspetto è quello della riusabilità del software. Diciamo non si dice niente di nuovo, qui c'è anche Giovanni, è stata, prima che arrivasse Simonetta Buttò a dirigere l'istituto, a dirigere l'INCU, una lunga battaglia di anni mia e di Giovanni nel sostenere nel comitato tecnico che il software di SVN andava messo a disposizione come licenza open source. Ora fortunatamente che cosa è successo? C'è, un po' dirò un particolare anche, che abbiamo il CAD, il Codice per l'amministrazione digitale, che da una parte vincolerebbe uso il condizionale, perché poi non è così banale, ogni pubblica amministrazione quando decide di avvalersi di un nuovo software, di un servizio software, di fare prima un'indagine per vedere se quello che gli serve non sia stato già sviluppato e messo a disposizione da qualcuno come software a riuso. Esiste poi invece l'altro articolo, il 69, sempre intitolato Riuso delle soluzioni standard aperti, e dice chiaramente al comma 1: le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblica hanno l'obbligo
di rendere disponibile il relativo codice sorgente completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico, che è quello che sta predisponendo l'Agid, sotto licenza aperta e uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni. Andiamo a vedere il repertorio e ci sono 43 software in questo momento, e devo dire che l'ICU è l'esempio più virtuoso, perché è presente con 3 soluzioni che sono l'OPAC di Polo SVN, l'SVN Web e quest'altro servizio, quello di reference, chiedi al bibliotecario. Ci sono i sorgenti, c'è la documentazione. Anche questo è stato attivato il centro di competenza per l'uso dell'open source, eccetera, eccetera. È un percorso che le pubbliche amministrazioni devono fare. Quando si parla di cooperazione a livello appunto di reti bibliotecarie, di rete SVN, andrebbe intesa anche in questo senso qui, cioè quando vengono sviluppate delle soluzioni che possono essere soluzioni che vanno a coprire servizi collaterali rispetto a quelli portanti dei gestionari SVN, ma magari addirittura anche integrate con alcuni di questi servizi SVN, ma non perché c'è ora l'articolo 69 del CAD che lo mette come obbligo di legge, perché noi italiani siamo un po' particolari, no? Poi quando c'è la legge allora in qualche modo ci si attrezza, ma cerchiamo di provare a sviluppare in questi ambiti cooperativi anche questa cultura della condivisione del software, tanto poi voglio dire, questo non lede secondo me gli interessi delle aziende private, perché tanto, parliamoci chiaro, ormai anche con l'orientamento che sta dando l'Agid e anche il commissario per l'attuazione, diciamo, della trasformazione al digitale, andando sempre di più verso le soluzioni in software as a service, in cloud, l'impoverimento della pubblica amministrazione dal punto di vista delle competenze autonome di tipo tecnico-informatico è secondo me sancito. Cioè io credo che saranno queste competenze probabilmente investite su altri fronti per altre necessità più di tipo infrastrutturale, ma dal punto di vista dello sviluppo di software sempre meno. Però questo diciamo ambito del riuso del software, dell'open source, non va a ledere poi gli interessi dei fornitori. Proprio per questo motivo ci sarà sempre bisogno di manutenzione, evoluzione, personalizzazione, supporto, formazione all'utenza, che sarà lo spazio di servizio insieme all'erogazione anche del servizio che daranno i fornitori privati che sono stati ingaggiati per lo sviluppo di quel determinato software che viene messo a riuso. Però anche su questo aspetto qui secondo me c'è da fare del lavoro anche proprio di dialogo e di condivisione di quello che viene fatto e di quello che può essere messo a disposizione, perché è vero, anche ieri ho avvertito segnali di in qualche modo lamentarsi delle risorse sono diminuite, ma quindi il richiamo all'autarchia. L'autarchia va bene intesa anche così, cioè io sono una pubblica amministrazione con gli strumenti che ho a disposizione, con le risorse a disposizione, magari mettendomi insieme a qualcun altro faccio sviluppare un software open in modalità riuso open source, lo metto a disposizione della comunità. Certo, quindi qui ci sono un tema che è quello appunto della cooperazione e della condivisione, che si esplica su livelli completamente diversi da quelli che ci sono da quelli che ci sono per consulenti, che sono quelli del catalogo, no? Quindi abbiamo ampliato enormemente questo e quindi abbiamo aperto un terreno di attività e di cooperazione che poi deve coinvolgere una giusta interlocuzione fra il centro e la periferia dell'SVN. Io riterrei, cioè questa cosa che tu dici mi fanno anche venire in mente della necessità, e lì bisogna vedere quali sono i tavoli istituzionali in cui questa cosa può essere fatta, di una giusta interlocuzione anche con l'Agid e anche con l'ANAC, perché per esempio il discorso che
che stai facendo adesso. Ci sarà sempre spazio anche nel mondo dell'open source per gli operatori privati, perché poi c'è bisogno del corso di formazione, della manutenzione, eccetera. Però un dirigente che poi si ritrova ogni anno, ogni 3 anni, a dover fare delle gare per affidare questo tipo di servizi, può essere tranquillamente ripreso appunto per la carenza del requisito della rotazione. Anche a questi livelli, no? E quindi allora bisognerebbe anche capire, cioè spiegare se c'è il terreno a questi nostri interlocutori istituzionali in qualche modo le peculiarità del dominio. Io so, poi dopo torniamo sul discorso dell'ecosistema, dei beni culturali, delle biblioteche, ma noi è un settore molto specifico il nostro, cioè tu non mi puoi parlare di lock-in su un applicativo gestionale per le biblioteche che è stato sviluppato con una interlocuzione continua fra il cliente e il fornitore, quindi è stato personalizzato, è open, cioè quanto ti pare, ma dopo deve essere gestito da chi sa fare queste cose. Invece la visione generale è, nelle gare, ne parlavamo stamattina, che tutte le gare possono essere gestite come se fossero le gare per le pulizie, no? Cioè si fanno le gare ogni anno si fa le gare, poi lì c'è la clausola che salvaguarda il personale e quindi siamo a posto. Ecco, il nostro mondo è un po' diverso, no, per questo, quindi lì però cioè, sono tavoli istituzionali di un certo livello. Sì, anche perché tu sapi il flash sono anche diversi gli interlocutori, perché un conto è l'Agid che nell'ambito della trasformazione digitale, che è anche il commissario, diciamo, insomma, per la trasformazione digitale stanno orientando a adottare certi tipi di soluzioni per una questione di risparmio e di razionalizzazione della spesa, e un conto secondo me è l'ANAC. Certo, con questo io non voglio ritirare l'ANAC, l'ANAC fa bene dal suo punto di vista. I tavoli dovrebbero essere rivolti nelle due direzioni. Capito? Cioè, le due cose poi devono trovare una sintesi. Certo. Posso dire una cosa? Però il problema sono anche le applicazioni del codice non si sente però. Sì, no, ma è sono anche le modalità di applicazione del codice degli appalti, perché studiato molto analiticamente si scopre che il codice degli appalti ti permette di motivare delle modalità diverse di gestione dell'appalto, e a proposito degli appalti pulizia, anche quelli spesso vengono fatti male, non si tiene conto per esempio del costo del lavoro eccetera, ma il punto è come vengono redatte le gare di affidamento quando si tratta di fare gare di appalto, e quando appunto io ricordo una conferenza a cui ho assistito con Cantone, a cui un docente universitario, tra l'altro direttore all'epoca di un dipartimento giuridico, diceva: ma non è possibile che per comprare un libro uno dei nostri dipartimenti deve fare una gara ogni volta eccetera. Cantone si fece una risata, dice: ma anche noi compriamo i libri, mica ci mettiamo a fare le gare per ogni libro che compriamo eccetera, non si fanno, parole testuali, non intendeva questo, perché poi dipende dalla scala di quantitativa, non si fanno le gare per i libri. Allora, questo funziona, voglio dire, applicato anche ad altri tipi di somministrazione di forniture e servizi, significa che uno il codice lo deve studiare, e il modo per non procedere alla rotazione oppure motivare perché non procedi nella fattispecie c'è. Allora, questo funziona perfettamente. Il problema è che poi appunto qualunque dirigente si trova a dover interloquire con degli organi di controllo che cioè, tu non conosci, che non sai come ti rispondono. No? Infatti io ho sempre detto, bisogna fare le determine nella maniera più pedante, pedissequa, terribile possibile, perché bisogna pararsi nei confronti delle obiezioni più stupide, cioè pensando che sono persone che pensano alle gare alle pulizie. Quindi
Vanno fatte queste cose, ma questo non ti dà comunque la garanzia. Significa che insomma qualunque dirigente che fa parte del suo lavoro deve essere pronto a difendersi, deve avere gli argomenti per difendersi. No, questo qui stiamo entrando un po' a dettagli. Io spero che il pubblico ci sia. Dunque la mattinata è molto serrata. Io non ho previsto di fare soste. Cioè, se volete, non so, se abbiamo 5 minuti di pausa, secondo me dobbiamo fare 5 minuti, ma che siano 5 minuti però, perché... Guarda la sigaretta. per esempio. Va bene, allora veramente però molto rapidi, facciamo tutta la parte. Avete licenza. Caro Ma levate il microfono per andare fuori.